Positivi i dati sull'economia siciliana. Secondo i dati dello Svimez, la Regione assegna fondi ai liberi consorzi siciliani. Ad Agrigento andranno oltre 10 milioni di euro per la sua funzionalità amministrativa. Prorogato dal governo Meloni lo stato di emergenza idrica per la nostra regione. Il messaggio di auguri al nuovo Papa da parte del presidente della CESI Raspanti, ricordo della visita di Giovanni Paolo II ad Agrigento l'8 e 9 maggio del 1993. Il sindaco di Santo Stefano Quispina Francesco Cacciatore presenta ufficialmente la sua candidatura a segretario provinciale del PD. Al via oggi ad Agrigento il convegno di medicina Riability AG 2025, confronto tra gli specialisti sulla salute al femminile. Incontri formativi in questura sulla violenza contro le donne, arresti a Canicattì ad Agrigento. Al via da Alessandria della Rocca la prima sagra della froce e dell'ancannellata, dolce tipico locale. Ultime ore dei campionati di Serie B, eccellenza. Il Cianciana vince il campionato di seconda categoria, ore fatali per la permanenza del Favara e del Licata, scontro diretto per restare nella Serie D, girone I. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi sabato 10 maggio. Per l'economia i dati Svimez confermano il trend di crescita per la nostra regione. Per il presidente Schifani i risultati raggiunti grazie al rigore e alle politiche mirate. Sentiamo il presidente Schifani e l'assessore all'economia Dagnino. I dati dello Svimez confermano la bontà della nostra politica economica e ci incoraggiano a fare sempre di più. L'economia cresce, crescono le assunzioni, cresce tutto il settore produttivo al quale guardiamo con grande interesse. Il nostro sforzo continuerà a guardare anche al sociale e ai giovani in particolar modo, per i quali occorre effettivamente porre in essere manovre economiche di spinte per l'occupazione stessa giovanile e quella femminile. Le finanziarie regionali stanno facendo un grande lavoro in Italia, in particolare IRFIS nella regione siciliana sta consentendo di attuare nel modo più veloce ed efficace possibile le iniziative di politica economica regionale. È un ruolo fondamentale quello delle finanziarie, IRFIS lo ha raccolto appieno e siamo davvero soddisfatti dell'attività fin qui svolta. Una delle misure di prossima attuazione e che è peraltro riportata come iniziativa raccomandata nel rapporto Svimez è quella sulle aggregazioni tra imprese, un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto con il presidente Schifani, che conferma il rapporto Svimez nella giusta direzione per cercare di superare il annoso problema del nanismo dimensionale delle imprese. Sarà un'iniziativa sperimentale che speriamo che possa avere grande successo e che, ove questo dovesse accadere, potrà essere rifinanziato in futuro e contribuire davvero a superare il problema di cui abbiamo parlato. E la regione siciliana assegna 108 milioni di euro alle città metropolitane e ai liberi consorzi comunali della Sicilia per garantirne la piena funzionalità amministrativa e operativa, soprattutto per quanto riguarda i servizi fondamentali come la viabilità provinciale e l'edilizia scolastica. La ripartizione è stata effettuata con un decreto firmato dagli assessori regionali alla funzione pubblica Andrea Messina e all'economia Alessandro Dagnino. Al libero consorzio di Agrigento andranno 10.450.000 euro. Al governo Meloni, guidato da Giorgia Meloni, ha deliberato su proposta del ministro Nello Musumeci la proroga dello stato di emergenza per altri 12 mesi per il perdurare della grave crisi idrica nel territorio siciliano. Il provvedimento, si legge in una nota, non comporterà nuovi oneri per la finanza pubblica dopo i 48 milioni e 100 mila euro appositamente stanziati lo scorso anno dal Governo nazionale a favore della nostra regione. La proroga dello stato di emergenza, che può avere una durata massima complessiva di 24 mesi, è stata richiesta dalla stessa regione e si è resa necessaria per consentire l'attuazione delle misure finalizzate al superamento dello stato di emergenza.
Dopo l'annuncio Habemus Papam e l'elezione di Papa Leone XIV, Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, ha voluto esprimere a nome della Chiesa un messaggio di augurio e comunione al nuovo pontefice. Sentiamo lo stesso Raspanti. Esprimiamo la nostra gioia, la gioia piena, Papa Leone XIV. Grazie a lui per aver accettato di condurre tutti noi verso dove? Una missione, la missione di Papa Francesco, la missione di tutti i papi, la missione della Chiesa, quella di annunciare Gesù risorto, e con Gesù risorto quella pace che egli ci ha dato e che ha dato già ai discepoli fin dalle prime apparizioni. Certo è la pace anche che esclude la guerra, che la vuole calmare, ma anche la pace dei cuori, della riconciliazione con Dio e con i fratelli e con il creato. È la pace del mondo nuovo che si apre con la sua risurrezione e ci apre anche la via del cielo. Vogliamo dunque correre, essere slanciati nel mondo intero con Papa Leone XIV per annunciare a tutti questa bellezza di vita nuova in Cristo Gesù risorto. Oggi, come lui stesso ha ricordato, è la Madonna di Pompei, e che dunque la Madre Maria assista Papa Leone XIV, assista tutti noi, e uniti nella preghiera, nella piena obbedienza, nella fedeltà con tutte le diocesi della Sicilia, vogliamo ancora una volta rendere omaggio al nuovo Papa, essere uniti con lui nella preghiera e camminare insieme sinodalmente per dialogare, incontrare le persone, essere loro vicini, soprattutto ai più poveri, e celebrare insieme la Pasqua di Cristo risorto. L'8 e 9 maggio del 1993 Papa Giovanni Paolo II fu in visita apostolica ad Agrigento, trionfalmente accolto dalla popolazione e dall'allora vescovo Monsignor Carmelo Ferraro. Papa Paolo II lanciò allora l'anatema contro la mafia nel suo discorso a Piano San Gregorio di Agrigento. Abbiamo voluto ricordare quei giorni con Don Carmelo Petrone, giornalista dell'Amico del Popolo. Ecco, Don Carmelo, siamo qui nella stanza che allora, nella stessa giornata di oggi, ha ricevuto il Papa. Ecco, brevemente facciamola vedere così, per non dimenticare e ricordare un momento bello per la Chiesa agrigentina e non solo. Sì, questa è la stanza dove all'interno del Palazzo Arcivescovile, dove ha pernottato Giovanni Paolo II nella sua visita alla nostra arcidiocesi l'8 e il 9 maggio del 1993. Ecco, questa stanza per certi versi è rimasta intatta, c'è una targa commemorativa dell'evento, c'è anche lo stemma del Papa, è quello che vedete esposto al muro. Questo stemma è realizzato in legno, era posto appunto come sfondo nella Valle dei Templi per la concelebrazione eucaristica, ma abbiamo anche qui la casola che ha indossato Giovanni Paolo II, il calice con il quale ha celebrato. Questa è un'icona con la reliquia di Giovanni Paolo II che ci è stata donata, e qui abbiamo il video commemorativo di quell'evento. In questo momento scorrono le immagini dell'incontro allo stadio, perché ricordiamolo, Giovanni Paolo II l'8 arriva in piazza Vittorio Emanuele, tiene il discorso alla città, il famoso discorso "Saluto te Agrigento", no? Poi l'8 sera pernotta appunto in questa stanza, il 9 mattina di buon'ora si reca allo stadio Esseneto, dove ad attenderlo c'erano 18.000 giovani che avevano vegliato tutta la notte. Dallo stadio lasciato lo stadio Esseneto, fa prima tappa al Viale della Vittoria incontrando gli ammalati dell'ospedale psichiatrico, e poi sale in cattedrale per incontrare appunto, ecco, queste sono le immagini, per incontrare la chiesa ministeriale in cattedrale, incorona anche la Vergine, la Madonna delle Grazie di Montevago, e al termine, ecco, dell'incontro in cattedrale recita l'Angelus dal balcone
del seminario arcivescovile, e nel pomeriggio c'è il passaggio prima di arrivare per la concelebrazione eucaristica, c'è l'incontro con il mondo imprenditoriale al Palacongressi di Agrigento, e al termine appunto la celebrazione eucaristica che è passata alla storia. Ecco, vediamo in questo momento le immagini dell'incontro con i genitori di Rosario Angelo Livatino. Questi sono gli incontri, ecco, con le suore di clausura che per quell'occasione il vescovo fece incontrare con il Santo Padre. Questo è appunto il Regina Coeli dal balcone del seminario. Vedete anche quanta gente c'era ai piedi della cattedrale di Agrigento. Ecco, per finire, il momento clou fu quello di Piano San Gregorio, dove lui lanciò l'anatema contro la mafia che poi si diffuse in tutto il mondo. Sì, il grido del cuore, come ebbe a definirlo lo stesso Giovanni Paolo II quando ricevette in Vaticano l'arcidiocesi di Agrigento, che ricambiava la visita appunto ad Agrigento. Quel grido sgorgatomi dal cuore, ebbe a dire appunto ai fedeli della diocesi di Agrigento. Quindi quelle mafiosi convertiti, una perorazione, ecco, del popolo siciliano, che appunto al termine della concelebrazione eucaristica esplode appunto con la forza di quelle parole che ormai sono passate alla storia e segnano appunto una tappa fondamentale, ecco, per quanto riguarda il discorso della Chiesa nei confronti della mafia. Potrebbe essere il nuovo segretario provinciale del PD. Si tratta del sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, che ha ufficialmente presentato la sua candidatura. Lo abbiamo intervistato. Si parla di una sua carica a segretario provinciale del PD, cosa c'è, vero? Abbiamo depositato oggi la mia candidatura che mi è stata richiesta da tanti amici e compagni del Partito Democratico. Mi sono messo a disposizione del partito e quindi ho dato questa disponibilità in un clima di grande unità del Partito Democratico. Quindi ci confronteremo e vedremo il risultato, qualunque esso sia, per un Partito Democratico sempre più forte e più coeso in provincia di Agrigento. Abbiamo assistito a una spaccatura nel PD per l'elezione del segretario regionale. Proprio oggi i parlamentari dell'Ars hanno detto no alla ricandidatura dell'attuale segretario. Sì, obiettivamente ed oggettivamente c'è una impostazione di percorso assolutamente diversa tra le varie anime politiche del partito. C'è qualcosa che si sta verificando anche da un punto di vista della correttezza del congresso stesso. Mi auguro che un grande partito come il Partito Democratico possa trovare la sintesi e la grande unità anche su questa vicenda del congresso regionale. Iniziato oggi ad Agrigento la Convention Reability AG, importante appuntamento scientifico sulla riabilitazione in programma fino a domani presso l'Hotel della Valle di Agrigento. Presidente il dottor Fausto Crapanzano, direttore dell'unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitativa dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Questa edizione pone al centro del confronto tra specialisti e docenti universitari la salute al femminile. Le interviste. Dottor Fausto Crapanzano, al via Riability Agrigento 2025. Quest'anno quali sono le novità di questo interessante convegno medico? Quest'anno ci siamo soffermati su tematiche di salute prevalentemente femminile, quindi in particolare abbiamo parlato di patologie dello scheletro, dell'osteoporosi che può insorgere anche in gravidanza, quindi come fare prevenzione in gravidanza di alcuni rischi di frattura che spesso vengono a essere sottovalutati, e stiamo anche trattando temi quali ad esempio la incontinenza urinaria, le difficoltà di gestione appunto delle patologie correlate al pavimento pelvico, ma anche gli esiti dell'intervento chirurgico e successivamente delle terapie per il tumore al seno, che spesso chiaramente coinvolgono la vita della donna, e anche la disabilità intellettiva della donna, con tutto quello che correla sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista fisico. Ecco, l'età, diciamo, in cui questi problemi si manifestano? Le età sono diverse, in questo caso appunto abbiamo voluto trattare della salute della donna nelle diverse fasce d'età, parlando di età fertile ad esempio in gravidanza,
ma anche parlando dell'età geriatrica, valutando quelli che sono gli aspetti nutrizionali proprio nella donna anziana, passando anche per il post-menopausa, trattando argomenti appunto legati all'insorgenza della menopausa e come cambia il corpo della donna durante la menopausa. Ecco, importante la prevenzione? Certamente la prevenzione ha un ruolo fondamentale e tutto quello che è riabilitazione spesso coincide anche con un intervento di prevenzione di danni ulteriori e nella possibilità di recupero quando questi danni appunto si presentano. Ecco, lei gestisce un importante reparto all'ospedale di Agrigento, è un quadro della situazione clinica nella nostra città e in provincia ovviamente. Chiaramente la situazione clinica, non solo ad Agrigento ma a livello nazionale, è condizionata spesso dalle carenze di risorse umane, ma sul numero di risorse umane reclutabili, realmente proprio perché è poco disponibile su tutto quanto il territorio. Diciamo che l'ospedale di Agrigento ha dei pregi in quanto tenta di sopperire a queste carenze organiche, spesso con un grande sacrificio di tutti quanti i colleghi, e crediamo e speriamo che questa situazione possa ulteriormente progredire con quelli che sono gli sforzi tanto della direzione quanto quelli di tutto quanto il personale sanitario. Parliamo di questo nuovo appuntamento, Riabilit 2025, e quali saranno gli argomenti che tratterete? L'argomento che è diciamo, centrale di questa sessione congressuale è la donna e in particolar modo nella prima giornata tutti i problemi legati all'osteoporosi nella fase premenopausale, nella gravidanza, nella post-gravidanza e quindi al centro è il tema delle complicazioni che possono insorgere precocemente o tardivamente nell'osteoporosi e quindi le fratture sia vertebrali che delle ossa porose. L'argomento è centrale perché coniuga l'esigenza da parte dei fisiatri di trattare donne già in fase giovanile ma in forma preventiva, quindi il contatto e il collegamento professionale, interprofessionale con ginecologi, specialisti internisti e nutrizionisti è fondamentale per fare una buona prevenzione, soprattutto sia per quanto attiene al trattamento osteoporotico ma anche la prevenzione delle fratture e delle complicanze. Immagino che ciò viene particolarmente evidenziato nelle donne anziane. Anche nelle donne anziane, diciamo il focus è stato centrato soprattutto nelle donne giovani nella prima gravidanza, soprattutto dove ci sono delle predisposizioni sia genetiche ma anche e soprattutto nutrizionali che spesso portano a esiti gravi nella post fase della gravidanza e subito dopo, laddove c'è una carenza diciamo strutturale delle ossa, quindi un'osteoporosi non diagnosticata che poi invece diventa evidente dopo la fase diciamo gravidica e spesso si manifesta con microfratture, dolori lombari, dolori pelvici che spesso sono di dubbia interpretazione. Quindi questa sessione esattamente ha fatto il focus su questo aspetto e cogliere sin dalla fase precoce le donne a rischio di osteoporosi e quindi a rischio di frattura. Ecco, a livello di medicine come curarle? Allora, l'innovazione, oggi noi abbiamo tantissimi farmaci a disposizione, però nella maggior parte dei casi intanto la prevenzione è fondamentale. Laddove si dovesse ricorrere al trattamento farmacologico, oltre ai bifosfonati che sono i farmaci più importanti, ci sono i farmaci cosiddetti immunologici, tipo diciamo, il denosumab, che è quello che ha maggiore oggi uso e che ha una capacità di stimolazione osteoblastica, cioè di rigenerazione dell'osso importante e che nella fase acuta è fondamentale per il recupero strutturale dell'osso in tempi anche molto brevi. Chiaramente i costi sono importanti e questo implica che la prescrizione debba essere fatta da centri di struttura pubblica autorizzati per la prescrizione, però le terapie sono molto efficaci e questo ci mette in una condizione di poter garantire una buona salute soprattutto alle donne giovani. Nell'ambito della pianificata programmazione concernente la formazione del personale della Polizia di Stato, attesa la proficua collaborazione tra gli enti, presso la Sala San Michele, sede della Questura di Agrigento, si è svolta la seconda delle 5 giornate formative nel solco delle linee operative designate dalla direttiva europea in materia di violenza contro le donne,
A tutela delle vittime del reato, la finalità delle giornate formative è quella di migliorare la risposta degli operatori di polizia ai casi di violenza di genere e domestica per far fronte con efficacia al fenomeno degli episodi di maltrattamento e per accogliere al meglio i denuncianti o coloro i quali si accostino all'autorità per avviare un percorso di recupero. I lavori sono stati presenziati dal questore di Agrigento Palumbo, che ha portato i saluti ai relatori nella giornata odierna, il sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento Alessia Battaglia e il giudice Michele Dubini. I carabinieri della stazione di Canicattì hanno tratto in arresto un 36enne del luogo, già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza in esecuzione di un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento scaturisce dalle verifiche dei militari che hanno accertato la violazione delle prescrizioni imposte, tra cui il divieto di uscire dall'abitazione nelle ore notturne, e dalle risultanze investigative acquisite a seguito di un episodio avvenuto il 5 maggio scorso, quando l'uomo si sarebbe reso responsabile di un'aggressione nei confronti di un concittadino colpito con schiaffi e pugni per essersi rifugiato di fornirgli un passaggio in auto. Nella circostanza sarebbe stato anche danneggiato il veicolo della persona offesa. Sono stati trovati in possesso di 10 grammi di cocaina, mezzo panetto di hashish dal peso di 30 grammi, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga, e alla visita dei poliziotti l'uomo si è scagliato contro di loro. Un agente è rimasto lievemente ferito. I poliziotti della sezione volanti della questura hanno arrestato una persona di 30 anni di nazionalità tunisina, ma da tempo residente ad Agrigento, e deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'indagato, dopo le formalità di rito negli uffici della caserma Angelone su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato accompagnato nella propria residenza in regime di detenzione domiciliare. A finire nei guai anche la compagna agrigentina denunciata in stato di libertà per spaccio di droga. Al via ieri ad Alessandria della Rocca la prima edizione della Sagra della Froce e della Incannellata, che si protrarrà fino a domenica stasera. Tra le tante iniziative in programma anche l'intrattenimento musicale a cura di Radio Time 90 presso il palco di via Roma. Al via oggi questa 3 giorni dedicata a questa Sagra della Froce e della Incannellata, prodotti tipici locali di Alessandria della Rocca. Allora, è un evento molto importante perché in per sé queste due pietanze, se così possiamo considerarlo, racchiudono un po' la cultura agricola di Alessandria della Rocca, perché tutto ciò avviene grazie all'impegno anche che c'è stato da parte dell'istituzione regionale che ci ha concesso un finanziamento per realizzare tutto questo. Oggi la presenza del Presidente della provincia, devo dire che ci dà una certa sensazione, perché la provincia è stata un'istituzione assente. Oggi c'è la presenza della politica. Io ritengo che la presenza del Presidente oggi dia una certa valenza a tutta la manifestazione, perché toccando con mano quali sono anche le tematiche di locale, ciò possono essere affrontate diversamente rispetto alla burocrazia o ai burocrati. Una 3 giorni dove valorizzerete molto il prodotto locale, voi lo fate sempre come amministrazione comunale? Sì, questa è giustamente la prima edizione. Io vorrei qua a Pasquale Leotta, l'assessore, accanto, perché si è speso moltissimo
Si è speso moltissimo. Salve a tutti. E devo dire che è stato proprio in prima linea, anche equalizzato dalla famiglia. Allora, stavamo dicendo praticamente come si articoleranno questi 3 giorni. In concomitanza della sagra, praticamente, che si consuma il 9, il 10 e l'11, abbiamo pure i borghi dei tesori, abbiamo già delle prenotazioni, verranno persone di fuori, quindi abbiamo voluto fare coincidere questa ricorrenza proprio per dare il meglio di quello che offre il Paese. Domani ci sarà pure un gruppo che allieterà la serata e penso che ci saranno tanti ospiti che arriveranno di fuori. Poi ci sarà la consumazione, quindi ci sarà la consumazione pure di queste pietanze che sono la froce, abbiamo detto che è una frittata poi alla fine tipica alessandrina, e l'angannellata che è un dolce proprio che è nato qui ad Alessandria della Rocca, e questa è una peculiarità vera e propria. Per il resto, essendo la prima edizione, giustamente ci può essere qualche defaillance, ed è normale, però io penso che c'è sempre tempo per migliorarci. Assessore, lei il suo impegno è sempre notevole, lo abbiamo visto anche l'anno scorso con le manifestazioni dedicate al turismo delle radici, oggi per questa bella festa che dura 3 giorni. Buonasera a tutti. Certo, per noi, come diceva il sindaco, ci sarà qualche defaillance, siamo alla prima edizione di questa sagra importante, stiamo facendo il nostro meglio, vedo che c'è molta partecipazione in piazza e mi riempie il cuore vedere i sindaci dei vari paesi qua vicino, Sant'Oscemo, Bivona, Cianciana, San Biagio. Questo significa che la montagna c'è, che l'unione c'è e quindi diamo forza al nostro territorio, abbandonato un pochettino dalle lontane giustamente città. Speriamo che sia un evento bello per tutti. Un grazie di cuore va a tutti quelli che hanno collaborato, un grazie di cuore va agli stendisti, perché senza stendisti non c'è sagra e quindi dico, è un grazie alla cittadinanza che partecipa e a tutti i collaboratori. Grazie mille, un po' di emozione a volte dico ci vuole pure, ci sta pure. Dicevo che siamo grati ai sindaci, innanzitutto ai sindaci che ci hanno fatto visita, al Presidente del Consiglio che ci ha onorato della sua presenza, ma anche e soprattutto all'assessore Aliotta. Dal suo impegno è partita questa iniziativa. Abbiamo ricevuto, dicevo, un finanziamento che ci ha permesso di fare questa sagra, che è proprio un percorso per la valorizzazione di quelle che sono i prodotti agricoli locali, soprattutto il dolce tipico che è l'angannellata, e poi abbiamo anche la frocia che è una frittata tipica del luogo. Ci sarà anche una valorizzazione di eccellenze nel campo invece artistico, storico, culturale, grazie all'impegno di alcuni volontari che hanno fatto in modo che il nostro paese, che finora ne era rimasto fuori, entrasse a far parte dei borghi dei tesori. Questo si è verificato e questo ci permette di fare in modo che chi vuole può fare tappa nel nostro paese per visitare alcune bellezze artistiche. Dicevo, abbiamo delle chiese come il Santuario, che è stato luogo di miracolo, abbiamo la Chiesa del Carmine, abbiamo anche tanti palazzi nobiliari che sono degni, diciamo, di essere osservati e di essere ammirati. Quindi c'è tanta carne al fuoco e aspettiamo tutti e speriamo di poter rinnovare l'anno prossimo, diciamo, arrivare ad una seconda, una terza e così via. Speriamo che questa iniziativa abbia successo e ripaghi dell'impegno tutti gli sforzi dell'assessore Aliotta e di tutta l'amministrazione. Grazie ancora. Esordio oggi ad Alessandria della Rocca con la Sagra della Frocia, un momento bello per incentivare anche le usi e le tradizioni popolari che si vanno perdendo. Sì, sono venuto con piacere, ho visto entrando che ci sono tutte le bancherelle, una festa organizzata benissimo, quindi mi complimento con il sindaco. Noi come provincia rafforzeremo queste manifestazioni cercando di dare un contributo non solo logistico ma se possiamo anche economico per valorizzare i nostri territori e farli conoscere. Fa parte del suo programma? Sì, questa è una delle cose che fa parte del mio programma. Io ho parlato sempre della sistemazione delle strade interne perché devono essere di facile raggiungibilità, ma poi porremo un'attenzione a un turismo esperienziale che si svolge proprio nelle zone all'interno dove ci sono prodotti, un'enogastronomia
molto genuina e di grande qualità. Ringrazio il sindaco per questo meraviglioso invito che ci ha fatto, siamo qua per rallegrare questa prima sagra del comune di Alessandria della Rocca. Il comune di San Biagio Platino fa parte di questo comprensorio dell'Unione dei Monti Sicani e da oggi abbiamo iniziato noi con gli archi di Pasqua che bene o male tutti conoscete, che sono un'eccellenza internazionale di questo nostro territorio. Oggi si inaugura la sagra qua ad Alessandria della Frocia e prossimamente vedremo anche di promuovere in maniera differente il nostro territorio, a partire da Santo Stefano fino ad arrivare a San Biagio Platino, passando per Bivona, Cianciano e compagnia bella. Anche voi avete voluto sostenere questo evento per valorizzare i prodotti tipici locali, d'altronde lo fate anche voi con la sagra della pesca di Bivona. Assolutamente sì, una bellissima iniziativa quella dell'amministrazione comunale di Alessandria per valorizzare i prodotti proprio del territorio e noi come sindaci del territorio, essendo tutti i comuni piccoli vicini, cerchiamo di sostenerci e lavorare in sinergia per tutte le iniziative che si portano avanti in questo territorio che ha delle peculiarità importanti a livello di prodotti tipici di eccellenza. Sì, è un momento anche oggi ad Alessandria della Rocca non solo di festa ma di promozione del nostro territorio dell'area interna dei Sicani. Poco fa è stato accennato col Presidente Pendolino la marginalità della nostra zona, una marginalità negativa che vogliamo assolutamente combattere e vogliamo anche cercare di aggredire con questi momenti di promozione del territorio e dei nostri prodotti di eccellenza. E per questo io vi invito il giorno 25 alla 23esima edizione della Sagra del Formaggio e dei prodotti tipici quisquinesi a Santo Stefano Quisquina. Ci parla velocemente dell'ancannellata che voi la producete? Sì, è un dolce tipico proprio di Alessandria della Rocca ed è fatto di mandorla tostata, zucchero, un pizzico di cannella, farina e un pochino d'acqua ed è proprio tipico di questo paese, di Alessandria. Grazie. Un dolce molto croccante, però buonissimo, ve l'assicuro. Stasera abbiamo una frocia antica, di tradizione. Questi sono tutti i condimenti e gli elementi che si fanno la frocia. Ecco, quali condimenti, velocemente? Qui abbiamo gli asparagi, le fave, i piselli, uova, ricotta, menta, mentuccia selvatica, un po' di pane grattugiato, grana, formaggio e olio extravergine. Questo è tutto il condimento, poi va elaborato, mischiato e va in soffitto in padella. Perché la padella poi va girata e rigirata per avere la doratura e il colore che si ci dà alla frocia e poi è chiamata la frocia siciliana, la frocia alessandrina. Spieghiamo la sua presenza qui. Sono qui come madrina della festa dell'ancannellata perché questo dolce caratteristico di Alessandria della Rocca ha avuto il riconoscimento, il PAT, prodotto agroalimentare tradizionale, riconosciuto dalla Regione Sicilia. È tutto nato da una trasmissione che io ho fatto su Georai 3 dove dovevo presentare dei dolci dei monasteri delle monache e ho convinto Nino Raineri, Anna Ligamari, diciamo l'associazione locale a presentare la richiesta appunto di inserimento perché ci tenevo moltissimo a far rivivere questi borghi interni. E ho detto partite da questo dolce e loro hanno risposto benissimo, con entusiasmo ed eccoci qua. Linea alla regia per la pubblicità. In Piazza Verdi a Palermo presenti 1200 studenti che hanno usufruito dei servizi di orientamento offerti dagli esperti della Fondazione Consulenti per il Lavoro, insieme alla presa in carico gestita da 14 funzionari del Centro per l'Impiego di Palermo. Il servizio. Assessore, crescita dell'occupazione, qualità del lavoro e come uscire dalla trappola del precariato. Oggi una giornata importante, un convegno incentrato appunto sulla importanza di far lavorare tutti questi giovani. Bene, è una giornata molto entusiasmante perché sia le istituzioni che le aziende diciamo partecipano
per cercare di incrociare questa domanda offerta per i nostri giovani e preparare soprattutto psicologicamente che devono essere iscritti al centro per l'impiego, altrimenti non esistono, e quindi anche l'orientamento lavorativo e far comprendere come uscire appunto dal precariato al lavoro nero, diciamo, perché il lavoro deve essere dignitoso, per cui deve essere classificato secondo i criteri di legge. Ma i giovani di oggi, diciamo, intanto per le loro competenze, loro possono iscriversi al centro per l'impiego, lì ci sono le profilazioni, si fanno e si danno questa opportunità, soprattutto durante il recruiting, che noi ne abbiamo fatto tantissimi, di poter avvicinarsi alle aziende per capire quale tipologia di lavoro c'è bisogno nella nostra terra. Però dobbiamo dire che è cresciuta molta l'occupazione, siamo al primo posto a livello nazionale, speriamo di poter continuare su questo percorso. Sì, diciamo è un'iniziativa che prende spunto da quella nazionale della Fondazione Consulenti per il Lavoro, e noi come Ordine di Palermo abbiamo gestito l'organizzazione territoriale. Stiamo cercando di creare tutte le condizioni per poter matchare domande e offerte. Infatti sono presenti le scuole, le ultime delle scuole superiori, le ultime classi, l'università, però è una decina di imprenditori importanti, nel senso imprenditori che fanno numeri, il gruppo Mangia tra tutti, per creare le condizioni di opportunità concrete per i giovani che stanno cercando lavoro. Sì, di Iter Burocrati abbiamo messo a disposizione nei vari comunicati stampa un indirizzo mail nella nostra fondazione dove inviare i curriculum, infatti già registriamo circa 600 curriculum ricevuti, e poi qui attraverso le partnership tra Centro per l'Impiego, Italia Sviluppo Lavoro, Fonarcom e tutti i nostri partner stiamo creando le condizioni proprio per collegare i giovani al mondo del lavoro reale. Passiamo allo sport. Domenica fatale per i play-out di Serie B. In eccellenza partono i play-off. Gela in attesa di conoscere l'avversario. Il Cianciana, fresco vincitore del campionato di seconda categoria, mira alla Coppa Trinacria. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Ultima giornata di campionato in Serie di Girone I. È resa dei conti finale per quanto riguarda i play-out. Dopo il declino inesorabile dell'Agregas, conclusosi nel peggiore dei modi, un'altra squadra agrigentina è destinata a seguire questo infausto destino. Dispiace tantissimo che domenica pomeriggio allo stadio Giovanni Brucoleri due compagini della provincia di Agrigento, al grido di Mortua Vita Mea, dovranno lottare per salvare la categoria. Tra Castrum, Favara e Licata una ritornerà in eccellenza. Una stagione bruttissima per il calcio nostrano che cancella due club dal torneo di Serie D. Vediamo un po' di conoscere la terna arbitrale di questa gara. Davide Galiffi di Alghero sarà l'arbitro. Gli assistenti invece saranno Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto e Silvia Scipione di Firenze. Ci sarà anche il quarto uomo e si tratta di Benito Saccà di Messina. Ad Icereale invece è in programma l'altro play-out, città di Acireale e città di Sant'Agata. L'arbitro designato è Giacomo Rossini di Torino, mentre gli assistenti saranno Matteo Sadicai di Mestre e Leonardo Rossini di Genova. Quarto uomo, Francesco Polizzotto di Palermo. Si tratta di gare uniche per questi play-out e in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i due tempi supplementari e, persistendo la parità, retrocederanno al campionato di eccellenza regionale le squadre degli accoppiamenti peggiori classificate al termine del campionato. Per quanto riguarda invece il girone A di eccellenza, il Gela, che è transitato direttamente alla fase nazionale, attende di conoscere la vincente i play-off del Molise. Le partite sono in programma per il 25 maggio quella di andata e il 1 giugno quella di ritorno. Per il girone B si gioca domenica 11 maggio, ore 16, la finale Modica Vittoria. La vincente di questo spareggio transiterà alla fase nazionale dove
Al primo turno affronterà il 25 maggio alle ore 16 l'andata e il 1 di giugno il ritorno la vincente i play-off della Basilicata, vale a dire l'Elettra Marconia. Infine, per quanto riguarda la seconda categoria, il Cenciana, dopo aver vinto il torneo, approdando in prima categoria, questa domenica 11 maggio, a partire dalle ore 16, sul neutro del campo comunale di Niscemi, disputerà la finale della Coppa Trinacria Memorial Salvatore Saieva. Per la prima volta nella sua storia cercherà la compagine del tecnico Raimondo Salemi di vincere questo importante trofeo sfidando l'Azzurra Francofonte. Playout domani allo Stadio Broccoleri di Favara per decretare chi rimarrà in Serie D tra il Castrum Favara e il Licata. Sarà una partita secca, doppio risultato, pareggio e vittoria per i favaresi. Giuseppe Moscato ha sentito il mister e il direttore sportivo. Una partita che vale un campionato. Un play-out con gara secca tra Castrum Favara e Licata per decretare chi delle due squadre, purtroppo entrambe agrigentine, resteranno a far parte del campionato nazionale di Serie D Girone I. Una gara che conclude un campionato che è andato avanti tra alti e bassi, ma che comunque ha emozionato, ha fatto sperare, sorridere e a volte anche disperare i tifosi del Favara. Mister, domani un appuntamento importante. Sicuramente sì, buongiorno a tutti, credo che sia la partita. Abbiamo fatto un campionato fino a un mese e mezzo fa strepitoso, poi ci siamo trovati in questa situazione, ci siamo calati nell'ultimo periodo coscienti che ce la vogliamo giocare fino all'ultimo istante, abbiamo questa opportunità, l'opportunità di salvare una stagione. Questi ragazzi, questa società non merita di andare in eccellenza, faremo di tutto per mantenere questo titolo. Abbiamo trovato compattezza dell'ambiente, abbiamo trovato grande sostegno della società, adesso tocca a noi salvaguardare questo patrimonio della città. È stata una settimana naturalmente intensa, ricca, per certi versi anche vissuta con un po' di tensione. Ma sicuramente sì, si sa l'importanza di questa partita. Dobbiamo arrivare con molto equilibrio, perché certe volte la troppa tensione, l'ansia ti porta a non muovere le gambe, invece noi dobbiamo essere equilibrati, sapendo l'importanza, sapendo che ci giochiamo tutti i sacrifici di un anno e faremo di tutto. Sono molto ma molto convinto che porteremo a casa questo titolo che la città e noi stessi meritiamo. Che avversario troveremo domani? Ma un avversario esperto, un avversario ben allenato. La differenza la farà l'episodio, e l'episodio noi dobbiamo fare di tutto di portarlo a nostro favore, perché sapendo a partita secca l'episodio può variare l'andamento di una gara. Abbiamo visto durante il corso della settimana la mobilitazione della tifoseria organizzata e non della società, che invoglia tutti gli sportivi a riempire il Broccoleri. Sì, l'ho detto prima, stiamo trovando grande sostegno, perché si capisce l'importanza di questa partita, l'abbiamo capito tutti, e l'ambiente si è stretto alla squadra, perché poi alla fine è la squadra che scende in campo con lo staff e noi dobbiamo fare di tutto per ripagarli con un risultato importante. Tutti naturalmente sono pronti, disponibili a lottare, a giocare e a vincere. Avrai la migliore formazione? Ma all'inizio sempre con i se con i ma il calcio non si fa, ci sono sempre buone intenzioni, poi è la gara che ti dice se hai sbagliato o no, però credo che non si sta tirando indietro nessuno, sanno l'importanza della gara, tutti vogliono dare il proprio contributo, perché è dal 24 luglio che siamo qui a sudare e sarebbe il coronamento di un lavoro per me importante con dei ragazzi che sicuramente si ritaglieranno
uno spazio importante in questa categoria e oltre. Direttore, una partita, una stagione. Assolutamente sì, ci giochiamo tutto il lavoro che è stato fatto. Un lavoro che tra alti e bassi ci ha portato a un campionato con sorrisi, a un campionato con tristezze, però a portare avanti il nome di Favara. Ma io credo che quello che abbiamo fatto è stato importante, ripeto, gli episodi non sono stati favorevoli. Non lo so, io penso che di aver fatto, lo staff, la società, insieme a tutti i giocatori, si è fatto il massimo e poi il ritorno non ha dato quello che effettivamente pensavamo, bastava qualcosa in più e eravamo fuori da questa situazione perché i ragazzi se lo meritano, questi sono giocatori. È stato detto fin dall'inizio, Castrum Favara non aveva grilli per la testa, aveva soltanto l'intenzione di salvarsi, magari un po' prima e non arrivare ai play-out, però domani è la partita del campionato, la partita della salvezza, tutto pronto, società, giocatori, staff tecnico e anche pubblico. Sì, si era parlato sempre dall'inizio molto chiari, il compito che avevo era di costruire una squadra di prospettiva, una squadra per mantenere la categoria in un modo o nell'altro e anche con un budget rispetto alle altre società molto ridotto e credo che questi giocatori invece hanno dimostrato di avere delle quotazioni importanti per l'anno prossimo. Ora dipende tutto da loro perché sanno che la salvezza ti può proiettare in un campionato diverso rispetto a quello di quest'anno, ma lo meritano, come lo merita il mister che ha fatto un grande lavoro. Quindi per me è importante stare tutti uniti, come ha dimostrato questa settimana la società, grande concentrazione e soprattutto ponderatezza. Noi dobbiamo andare a prenderci e rimanere in questo titolo perché ce lo meritiamo. E questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie. I programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo un buon fine settimana.